Buongiorno Giusti! Siamo qui ai piani delle streghe. Abbiamo lasciato la macchina ai Plan des Stries sopra Cercivento, per chi non lo sapesse. E per chi non sapesse, Cercivento vabbè, sopra. Abbiamo intrapreso subito la Carrareccia per arrivare già in un punto super panoramico. Vogliamo andare a vedere i laghi Zoufplan, una roba del genere. L'aria era rarefatta qui, a quanto pare. Siamo a 3200 metri. Io so già che... che cosa ho già vinto? Ossigeno alla prima base. Ho già fatto l'obiettivo dei piani, secondo il mio Garmin. Che è 1. Siamo già in un punto super panoramico, siamo a quota 1550 metri. Qui la vista è già spettacolare. Ti senti pronta per questa escursione? Dai! Piena di energia. Allora vi racconto una cosa molto brutta. Noi abbiamo un gatto piccolo nel senso che è il piccolo di casa, ha 3 anni in realtà, quindi non è neanche il piccolo di casa perché Thanos è molto più giovane, però lui è il nostro piccolo, è anche il nostro stronzo. E oggi ha pensato bene, avevo lasciato l'armadio aperto, quello dove tengo gli zaini da montagna, ha pensato bene di pisciare dentro l'armadio, quindi bene o male tutti i miei zaini adesso un pochino sanno di urina di gatto, anche questo che mi porto dietro, che pensavo si fosse salvato. Che schifo. Le cose impensabili della vita. Abbiamo appena parlato con 2 escursionisti, di cui una signora veramente in gambissima, giustissima, che ci ha parlato un sacco del Colorado, della fabbrica della Osprey, che lei è andata a un festival lì e quindi deve essere una di quelle camminatrici assidue e giramondo. Noi siamo delle seghe in confronto. Sempre parlando con la signora super dritta, super giusta, ha tirato fuori sul cellulare la cartina della zona e ci fa: dove siete dirette? E noi vogliamo andare ai laghi. E per dove volete andare? Non lo sappiamo, dobbiamo ancora decidere. Così ci ha fatto vedere che c'è la direttissima, che è corta e pendente, ossia il sentiero, oppure la Carrareccia, che ovviamente è più lunga perché è questa, sale così, poi sale lassù, aggira questa collinetta, che però è meno pendente e sale più dolce. Noi chiaramente col cane abbiamo deciso di farla più lunga e più dolce, e adesso non so quanti chilometri faremo, ma non è quello l'importante. L'importante è che è una giornata speciale, con tanto sole e tanto caldo, però qua sopra è ventilato, quindi si sta molto bene. E cosa vuoi? Quando hai un panorama così davanti, cosa devi fare? La situazione si sta facendo un po' calda perché non è più così tanto ventilato come speravo o come era prima. Adesso è caldo, continua così per tutto il tempo in salita dolce e costante. Qui è dove si collega il sentiero che sale da qua sotto, si congiunge alla Carrareccia che abbiamo fatto noi e che continuiamo a fare. Starà dicendo una preghiera. Quanto relax mette questa mulattiera, guarda che bella, così aperta.
Finora questo sentiero non presenta alcuna difficoltà, proprio se non per l'esposizione costante al sole, quello sì, però tecnicamente semplice, perché prosegue sempre un pochino in salita con una pendenza costante, si è sempre comunque su mulattiera, non ci sono tratti esposti dal punto di vista proprio della difficoltà tecnica, niente. Noi dobbiamo fare ancora tutto questo pezzo qua, là, e forse dobbiamo andare oltre quella cima là, che è la cima di... non me lo ricordo, dopo ve lo dico. Potrebbe essere una vera delusione, perché quelli sono i laghi, non sono belli in questo momento, però siccome là c'è anche una bella mandria di mucche, molto probabilmente se la bevono tutta e probabilmente ci fanno anche i bisognini dentro, un po' come sul lago della Duchessa nel cammino dei briganti. Sono un po' basita, anche perché la signora esperta ci aveva detto che sono bellissimi. Ecco l'altra che appare là dietro, là sotto. Bella vallata incantevole. Adesso dobbiamo trovare un punto dove accamparci e farci da mangiare. No dai, ok, il panorama è bello. Da qua direi che meritano. Non ti devi soffermare sul colore dell'acqua. Così con il riflesso del cielo, dai. È vero, molto. La pozzanghera più brutta che c'è! Thanos! Evviva! Che schifo, perché ci bevi? Sali minerali, mamma. Perché non fare un piccolo sentiero alternativo? Una micro deviazione per venire a vedere questa galleria. Che cos'è? È una grotta? Una grotta abitata. Una grotta abitata. Guarda che grande che è quel ragno lì sopra. Quello lì. Allora io sto qua. Teniamoci alla larga. No. Possiamo mangiare qua però, guarda che bello spiazzo. Guarda. Sì. Con la vista. Bello. Pranzo con vista. Bello. Il ragno dietro di noi. Noi faremo il suo pranzo con vista. Esatto. Ragazzi, devo fare un appunto. Ho appena aperto il mio fornelletto dopo un bel po' che non lo aprivo, cioè l'ho trovato tutto pieno di ossido e le viti anche arrugginite. Boh, è una schifezza sta cosa qua. Mi rompe anche un po' le scatole perché costa tanto. Il Pocket Rocket 2, ma costa tipo 35 euro, 40 euro. Mi rompe un po' le balle questa cosa qua. Vabbè, sostituirò le viti, gli darò una grattata, una pulita e niente, magari tornerà come nuovo. Siamo in un punto bello panoramico, alto, pianeggiante. Ci siamo adoperate di tarp, poggia a sedere, tutto quello che serve, cioè proprio tipo picnic, un po' come se fosse un glamping. L'unica cosa che dobbiamo tenere sotto controllo, e dobbiamo sperare che tutto vada come deve andare, è che la bombola del gas abbia abbastanza gas per cucinare la pasta. Al dente piano. Se no la mangiamo cruda. Che non c'è. Prima che vi dicevo che non sapevo che monte era, quello è il Cimon di Crasulina. Volendo si potrebbe proseguire il sentiero e salirci sopra. Secondo voi, noi vogliamo andarci? Per oggi la nostra escursione si ferma qui. Non ci posso credere. Il gas va scemando. Ormai non ce n'è più e la pasta è finito! E la pasta è cotta! E la pasta è cotta oppure è cotta? Aspetta, oppure no. Aspetta, sentiamo. Boh, se no la lascio nell'acqua ancora un secondo.
Precisa. Grande. Che culo. Una fortuna sfacciata perché è cotta giusta e il gas è completamente finito. Da una parte abbiamo i laghi, dall'altra abbiamo l'altra vallata, di qua si va a Timau e va bene, sì, e va bene. Ci faceva gola il cimone e quindi abbiamo deciso di farlo perché è lì e abbiamo deciso che vogliamo andarci. Dovrebbero essere ancora un 150 più o meno metri di dislivello. Dobbiamo fare tutto questo sentiero, arrivare fino là dove la carreggia fa una curva a gomito e prendere il traverso che sale così e arriva fino al cimone. Là dovremmo avere una vista a 360 gradi, saremo a 2104 metri, dovremo vedere le Alpi Carniche e le Giulie, quindi sarà una bella visuale. Poi il cielo è abbastanza pulito, dovremmo riuscire a vedere lontano. E non siamo ancora arrivati in cima perché è là la cima, però siamo pronti per salire, vero? Vero che sì, Siamo pronti? Siamo pronti. Ce l'abbiamo fatta. In mezzo alle ortiche. Io poi mi sono orticata tutte le gambe. Alta così, però Ci avevano avvisato che gli ultimi metri erano un po' un po' wild. però ce l'abbiamo fatta. Altro che. Com'è la visuale? E a 360 gradi. Fammeli vedere. Aspetta che mi levo. Insomma. Thanos, la tua prima cima! E vai! La tua prima cima, sei stato bravissimo! Che bella soddisfazione! Ancora 2 minuti, un goccio d'acqua e dopo ci godiamo ancora un pochino il paesaggio e dopo giù. Già che c'ero, volevo vedere anche questa grotta. Questo è uno strapiombo, brutto, brutto. Questa è una grotta. Ah, ma continua anche. C'è anche un fuori di là. E poi chissà se ci sono i ragni. Beh, là c'è un'uscita. Di qua non mi piace. Si torna giù, quindi noi fino su abbiamo fatto 7 km e mezzo, adesso siamo a 8, adesso non ci resta che ritornare sui nostri passi ed è tutta in discesa. In totale abbiamo fatto 600 metri di dislivello fino al cimone. Ammetto una cosa, Thanos è giovane, non è che abbia tantissima esperienza, è vero che ha l'indole del cane camminatore, pastore, eccetera eccetera, però essendo cucciolo è molto non conosce bene ancora i suoi limiti, quindi per salire al cimone ho deciso di legarmelo con la corda lunga al cinturone dello zaino. Ve lo sconsiglio. Questa è una montagna facile, è una cima facile, è corta, il dislivello è poco, però avere il cane attaccato a te è veramente una cosa pericolosa perché scende più rapido, ti tira, non riesci a mettere bene i piedi e lui è piccolo perché ha 4 mesi, pesa 13 kg, quindi adesso ha la forza di un cucciolo, ma quando sarà un cane di 25 kg col cacchio che me lo lego alla cintura. Diciamo che è stata una cosa un po' stupida da fare. Mentre Ilaria si toglie il sasso appuntito nella scarpa, forse le è entrato un coltello, chi lo sa. Guarda che grande! Fammi vedere. Beh. È appuntito? Sì. Avrà una ferita adesso nel piede che non hai idea. Guarda che grande che è. Guarda. Lo butto via o lo vuoi tenere? Dicevo, vorrei fare un pochino il punto della situazione. Bello,
mi sta piacendo. Questa camminata è adatta a ogni tipo di camminatore che abbia voglia di camminare, perché è un po' lunghetta. Quelli più esigenti. Tranne quelli più esigenti in termini di dislivello e fatica. Però dal punto di vista del panorama è super consigliata, e anche dal punto di vista del lavoro fisico, perché è lunga ma è continua. Anche la discesa non è una discesa spaccaginocchia, perché comunque stiamo scendendo esattamente da dove siamo salite. Bella, a me sta piacendo. Ti sta piacendo? Yes. Ok, siamo a posto allora. So nice. Continuiamo a guardare la strada che abbiamo fatto e non ci capacitiamo di tanto che sembra che abbiamo camminato, perché si vede proprio tutto, no? La salita così, così, là, e poi abbiamo scavallato e siamo andate molto oltre ancora, quindi abbiamo veramente camminato tanto. A vederlo così, tutto il sentiero dispiegato, Sì, non pensavo. un bel lavoro di gambe. Che sete, che caldo! Ma dai che si sta bene. Pazzo, fermati! Carissimi amici giusti, siamo finalmente arrivate alla macchina. Vi faccio un recap di quello che è stato il nostro giro. 15 km praticamente spaccati, 620 metri di ascesa, e abbiamo camminato praticamente 5 ore e un quarto. È andata molto bene, guardate che bello il picco. Non so se si vede bene, sì. È andata molto bene, è stata una bellissima gita. Io sinceramente cercavo qualcosa di semplice su internet e effettivamente ho trovato qualcosa di semplice come questo cammino, però devo dire che 15 km non è una distanza per tutti, ok? Su questo sito si dava addirittura come trekking di famiglia con i bambini, però sì, riuscire a far fare a dei bambini 15 km è lunga. Il dislivello non è tanto, insomma è sparso su tanti chilometri, quindi è andata molto bene. La giornata ci ha propiziate nel vero senso della parola, adesso non ci resta che arrivare a casa. Mi auguro che i paesaggi che avete visto in questo video vi siano piaciuti, vi abbiano aperto il cuore. La nostra non è stata propriamente una gita di relax, perché Thanos ci ha fatto fare la pupù addosso molte volte con la sua mania di stare accanto al burrone, ma a parte questo è andata molto bene. Vi auguro una buona serata giusti. Ciao!